Entro domani sera tutte le salme della strage che si è consumata ai piedi della rampa Giorgio Rizzardi saranno ricomposte nell'obitorio dell'ospedale di Mestre. I corpi di 20 persone arrivate a Venezia per trascorrere una vacanza che si è conclusa con una delle peggiori tragedie degli ultimi decenni inizieranno presto il rimpatrio. Le procedure sono state concordate durante un vertice in prefettura al quale hanno partecipato anche i consoli delle nazioni cui appartengono le vittime. C'è la disponibilità del Comune di Venezia a sopportare le spese di alloggio delle famiglie, ma anche per il rimpatrio delle salme. C'è la disponibilità della Regione Veneto per il tramite della USL 3 Serenissima a creare le condizioni anche per l'acquisto di alcuni elementi che si impongono in questi casi. Fra domani sera e dopodomani possono iniziare le procedure di rimpatrio delle salme. In queste ore i familiari delle vittime stanno continuando a raggiungere Mestre. Dove è possibile avranno l'occasione di vedere per l'ultima volta i propri cari. Mancano ancora i familiari di una nazione che arriveranno tra stasera e domani perché sono all'estero e quindi questo è anche il motivo per cui abbiamo creato ulteriori condizioni perché anche questi familiari possano vedere i propri cari. Oltre che la prefettura, Ca' Cornero ospita anche il Consiglio della città metropolitana di Venezia, l'ex provincia, che si è riunito nelle stesse ore del vertice coi consoli, aprendo la seduta con un minuto di silenzio. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha quindi letto il telegramma giunto da Papa Francesco, assieme alle testimonianze di vicinanza espresse fin dalla sera della tragedia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Commissione europea Ursula von der Leyen.